Scazzottate, bullismo, atti vandalici. Da Casale sul Sile la denuncia di violenza da parte di un gruppo di minorenni tra i 10 e i 15 anni che frequenta il parco 2 passi dal centro. Continueremo a lavorare sulla sensibilizzazione dei ragazzi, dice il sindaco, ma siamo pronti anche alla repressione. A Villorba intanto si sperimenta un centro diurno di accoglienza di figli di genitori fragili o assenti. Drammatico incidente a Trebasele che forse per una bravata assieme agli amici un giovane di Scorzè finisce in gravi condizioni in ospedale, indagini dei carabinieri. Si tuffa in mare, non torna più indietro, una notte di ricerca a Porto Tolle prima dell'incredibile epilogo. Protagonista un 29enne trovato stamane aggrappato agli scogli a 6 km da dove era scomparso. Traffica di segnalazione al Movimento Difesa dei Cittadini di potenziali truffati della società di Silea che prometteva ingenti guadagni con le criptovalute. Elezioni, nuovo terremoto nella coalizione guidata dal PD con lo strappo di Calenda, botta e risposta tra lui e Letta e Azione potrebbe aprire a Renzi. Riaperta al traffico nel primo pomeriggio la strada statale 51 di Alemagna, chiusa venerdì a causa della frana Fiames di Cortina. A Cimagrappa la cerimonia per commemorare i caduti di tutte le guerre, l'appello per la pace lanciato dal vescovo di Treviso durante la messa. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. E dunque in primo piano il bullismo. A Casale sul Sile la denuncia via social di quello che accade in un parco a ridosso del centro del paese. Danneggiamenti ma anche botte tra i minorenni. Risulta che i ragazzi si sono scazzottati, si sono sputati e hanno fatto atti di bullismo contro i minori. Scazzottate, bullismo, atti vandalici. Arriva da Casale sul Sile questa volta la denuncia attraverso i gruppi social del paese di atti di prepotenza, addirittura di violenza da parte di un gruppo di minorenni, in questo caso tra i 10 e i 15 anni, che frequenta il parco delle Vecchie Pioppe accanto al cimitero e a 2 passi dal centro. 2 giorni fa hanno fatto anche a botte, tanto che sul posto sono intervenuti i carabinieri senza però trovare più nulla al loro arrivo. Non rispettano nessuno. E purtroppo i genitori non riescono a bloccare la situazione, i ragazzini rispondono male, a volte gli dicono vai a quel paese o parolacce di qualsiasi tipo, ma il bullismo è frequente perché si vede soprattutto sui minori, si sputano anche addosso, gli rompono la bicicletta e sono sempre i soliti, sono una decina, 12, 13 persone. I carabinieri, i vigili non riescono a fare nulla perché bisogna trovarli sul fatto e quindi rimane sempre una situazione un po' precaria. Si spostano di zona in zona però il bullismo rimane. Giochi pericolosi, racconta questo residente, con cui si rischia di farsi male sul serio. Ho visto dei ragazzini su quel gioco, la giostra, che si sono slogati la spalla gli è andato dietro, un altro si è rotto mezza faccia perché non rispettano le regole ovviamente e non rispettano le regole. I più piccoli vengono allontanati e loro sono i padroni del parco. E poi i ripetuti danneggiamenti, in particolare dai giochi dei più piccoli. Qui non hanno giocato i bambini di 3 o 4 anni, hanno giocato quelli che pesano sopra i 50 kg e ovviamente strattonano a destra e a sinistra, il risultato è questo, ma non è la prima volta, è già successo ancora, pure l'acqua aperta del parco la lasciano aperta o rompono il rubinetto, è l'ordine quasi della settimana se non del giorno. Una situazione che il sindaco Stefania Golisciani conosce, denunce al momento non ce ne sono, ma le forze dell'ordine, dice, sono state allertate. Noi abbiamo già da tempo, già con la precedente amministrazione, un tavolo aperto con la polizia locale, con i carabinieri e con la scuola, quindi noi ci muoviamo nel senso di continuare un'opera di sensibilizzazione all'interno delle scuole, però ovviamente c'è anche la necessità di far capire a questi giovani ragazzi che una cosa è il divertimento, una cosa è poi andare invece a danneggiare quelle che sono delle strutture pubbliche. È necessario che a un certo punto si intervenga anche non solo con la sensibilizzazione ma anche con una ramanzina e fino poi a dover prendere, se le cose dovessero continuare così, anche delle misure più gravi. Spero di non dover arrivare a queste misure. Figli lasciati a se stessi, spesso da genitori sempre meno presenti. Allora a Villorba la sperimentazione di una comunità educativa diurna per adolescenti problematici.
Fragilità educative, negligenze e non solo nelle famiglie ai margini, ma anche in realtà ben integrate nel tessuto economico e sociale del territorio. Genitori assenti, spesso disattenti e figli lasciati a se stessi. È in questo scenario sempre più vasto che il comune di Villorba ha deciso di sperimentare per primo un servizio di accoglienza diurna per ragazzini e adolescenti. Il progetto, rinominato Aura, prende spunto dai segni più evidenti del disagio dei giovanissimi, atti di prepotenza, vandalismi e casi di abbandono scolastico in crescita. Abbiamo notato un aumento di piccoli atti vandalici che comunque siamo riusciti anche a fermare con la videosorveglianza e volevamo appunto avere un progetto nuovo che è nato appunto da un'analisi attenta di quello che è accaduto e sta accadendo nel nostro territorio. A segnalare le situazioni di maggior disagio ai servizi sociali del comune sarà il mondo della scuola. Nella nuova comunità educativa diurna potranno accedere inizialmente una decina di ragazzi. Il servizio, che dovrebbe partire a metà settembre contemporaneamente al nuovo anno scolastico, ha come scopo quello di contribuire a supplire alle carenze familiari. Io non voglio pensare che i genitori non sappiano più fare i genitori. Forse è meglio dire che non hanno più tempo di fare i genitori, non sono più attenti. Un fenomeno che interessa sia italiani che immigrati, sottolinea Soligo. Ad assistere i ragazzi saranno degli educatori che li aiuteranno a fare i compiti e li seguiranno in attività e laboratori. Tentiamo che questa strada per evitare appunto che finiscano in strada o in brutti giri. E c'è forse una bravata all'origine del drammatico incidente avvenuto ieri sera a Trebaseleghe, dove un giovane è finito a terra sull'asfalto dopo essere letteralmente volato dal finestrino. Ora è in gravi condizioni in ospedale. Se sia stata una bravata, una semplice disattenzione, lo diranno le indagini dei carabinieri. Quel che è certo è che un 19enne di Scorzè versa in gravi condizioni all'ospedale, dopo essere letteralmente volato dal finestrino della vettura nella quale si trovava con alcuni amici ieri sera a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Un terribile trauma cranico dopo aver battuto con violenza la testa sull'asfalto. Un gruppo di 4 amici a bordo di un pick-up, il 19enne sul sedile posteriore, e poi, nella frazione di Sant'Ambrogio, il dramma poco dopo le 20. Dopo una curva, il ragazzo sbalzato fuori dall'abitacolo. L'ipotesi al vaglio è che si fosse sporto eccessivamente, non si sa perché, dal finestrino, tanto da cadere fuori al momento della svolta. Il giovane si trova ricoverato in ospedale a Padova nella terapia intensiva del reparto di neurochirurgia. Nelle ore che hanno seguito il ricovero è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per tentare di ridurgli il trauma cranico riportato nell'urto con l'asfalto. Gli altri occupanti dell'auto sono stati a lungo sentiti dagli inquirenti, mentre il mezzo è stato sequestrato. Una vicenda incredibile quella che vi raccontiamo nel prossimo servizio, che viene da Porto Tolle nel Rodigino. Si tuffa in mare e non torna più indietro. Poi questa mattina, 9 ore dopo, l'incredibile epilogo. 9 ore in mare aggrappato agli scogli, un incubo a occhi aperti terminato con il rumore delle pale dell'elicottero sempre più vicine a Gorino di Goro, a 6 km di distanza da dove si era tuffato. Probabilmente anche gli stessi soccorritori hanno sgranato gli occhi nel vederlo lì, ancora vivo, dopo una notte in mare. Mattia Veronese, 29enne di Porto Tolle, è stato ricoverato sotto shock all'ospedale di Chioggia. Lieto fine per una vicenda che, come molte altre simili, aveva fatto pensare al peggio. All'1 della scorsa notte, con 4 amici, aveva deciso di fare un bagno entrando in acqua dalla spiaggia di Barricata. Un tuffo, poi rientro sulla battigia. Tutti, tranne lui, svanito nel nulla. Subito sono scattate le ricerche, rese difficili dalle onde molto alte. In azione la Capitaneria di Porto di Chioggia e i Vigili del Fuoco, intervenuti anche con una squadra di sommozzatori. A supporto pure un elicottero SAR dell'Aeronautica Militare che ha sorvolato la zona per oltre 2 ore. Apprensione che si trasformava in angoscia e con il passare delle ore quasi in rassegnazione. Per il 29enne sembrava che ci fossero ben poche possibilità di essere sopravvissuto. Fino alle 10 di questa mattina, quando l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco lo ha avvistato, aggrappato agli scogli al largo di Santa Giulia. Il 29enne è stato issato con il verricello a bordo dell'elicottero e trasportato in ospedale a Chioggia, stremato ma vivo, dopo una notte incredibile in balia delle onde. Torniamo dalla Marca, raffica di segnalazioni nella giornata di oggi da parte di investitori che temono di perdere gli importi versati a una società nata a Silea che prometteva grossi guadagni con i bitcoin, le criptovalute, salvo aver ora congelato la restituzione dei soldi ai clienti.
Sono una decina, solo nella giornata di oggi, le segnalazioni arrivate al Movimento Difesa del Cittadino da potenziali truffati nell'ambito del caso della News Financial Technology, la società nata a Silea ma con sede a Londra, a cui migliaia di investitori in Veneto e altre regioni hanno affidato somme più o meno ingenti da far fruttare grazie alle criptovalute, con interessi altissimi, addirittura il 10% mensile. In media investimenti per 10-20 mila euro, ma c'è chi ne avrebbe versati anche 300.000, con il rischio ora di non rientrare più neppure degli importi iniziali. Restituzioni congelate al momento, come ha fatto sapere la stessa società, al vertice della quale ci sono anche 2 trevigiani. Quello che appunto non torna è il fatto che non si riesce a riavere indietro il capitale investito. Cioè questi soldi sono bloccati in questi conti che appunto questa società di diritto inglese aveva fatto aprire a questi soggetti, e questi soggetti questi soldi non li possono più neanche toccare, e quindi diciamo che questa è la problematica principale sostanzialmente. Per il momento ci pare appunto una vicenda che presenta molti lati oscuri e riteniamo appunto che sia opportuno segnalarla sia all'autorità giudiziaria che anche appunto all'autorità di controllo. Il timore è di non rivedere più i soldi versati. Si rischia, dice l'avvocato Moschini, di essere di fronte all'ennesimo caso di risparmio tradito. Ci sono persone che, a quanto ci risulta dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto, hanno effettivamente conseguito dei guadagni. Ad oggi quella che è la nostra sensazione è che i soldi siano finiti, è possibile appunto che i dividendi dei primi soci, diciamo così, venissero pagati tramite le somme che venivano versate da quelli che entravano successivamente, e adesso appunto può essere che da un po' non ci sia più nessuno che entra, quindi non c'è più apporto di denaro fresco e quindi non ci sono più i soldi per pagare coloro che magari avevano fatto gli investimenti mesi fa, se non appunto anni fa. Tutte circostanze che andranno ora approfondite attraverso le indagini che le procure avvieranno. Il Movimento Difesa del Cittadino conta di depositare un esposto già in settimana e invita gli investitori a farsi avanti e denunciare, e chiunque cerchi occasioni per far fruttare i propri risparmi a stare in guardia. C'è qualcuno che ti dice investi questi soldi qui che ti faccia guadagnare il 10% mensile, a meno che non si tratti di una partita di droga, ecco, probabilmente è una cosa che quei soldi lì non li farà mai guadagnare. Assolutamente impossibile ovunque. A Casieri invece un ventenne è stato raggirato, doveva ricevere un iPhone ma non è mai arrivato, gli sono invece spariti dal conto 1.600 euro. I carabinieri sono riusciti a rintracciare i 3 truffatori, un 38enne, un 45enne e un 30enne, tutti residenti in Sicilia con precedenti proprio per truffa. Saranno fatti accreditare ripetutamente su conti correnti e poste pay loro intestati le somme di denaro del giovane, sparendo poi improvvisamente. Abbiamo già visto tante di questo tipo di raggiri e purtroppo ci sono ancora tanti episodi. Adesso la pagina politica, perché oggi c'è stato l'ennesimo terremoto in una settimana difficile per il Partito Democratico alle prese con la costruzione della coalizione del campo largo. Ieri c'era stato l'accordo finale con Sinistra Italiana, Europa Verde e anche Impegno Civico, adesso invece è Calenda a lasciare. Mi auguro, ripeto, che tutti siano perfettamente convinti dell'importanza di presentarci uniti e coerenti. Un augurio, quello espresso dal segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Zorzi nella nostra prima edizione, che alla fine è il destinatario rispedito al mittente. Niente campo largo, la settimana turbolenta del PD si chiude con l'addio di Calenda alla coalizione dopo quel patto siglato appena 5 giorni fa. Fatale l'accordo con la Sinistra Italiana e i Verdi, oltre che ad Impegno Civico di Luigi Di Maio. Le schermaglie via Twitter di questi giorni già facevano presagire il peggio, ma sembrava che la strategia degli accordi bilaterali potesse tenere insieme la coalizione. Così non è stato. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore per fare politica. Così ho comunicato ai vertici del PD che non intendo andare avanti con questa alleanza. Le parole lapidarie di Calenda, alle quali Letta risponde poco dopo con un tweet. Mi pare da tutto quello che ha detto che l'unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia. Che non fosse una situazione semplice lo sapevano fin dall'inizio gli stessi esponenti del PD.
Io credo che questa legge elettorale, con tutte le responsabilità e le colpe che ci sono state nella precedente legislatura, sia un limite per poter fare chiarezza. Calenda lascia e non è improbabile a questo punto pensare che possa avvicinare Renzi per costituire quel terzo polo centrista, ma anche l'altra sponda politica è scettica. Calenda è tutto legato attorno a un nome, cioè è questo tentativo sotto diversi nomi, sotto diversi aspetti, di riaccorpare un centro che in realtà in parte è rappresentato dal centrodestra e in parte è rappresentato nell'area moderata del PD, quindi stanno cercando di riformare un'area centrista che in realtà è già rappresentata all'interno delle due coalizioni. Un tentativo, quello degli accordi bilaterali, nato dalla volontà di non lasciare la vittoria certa a quello che il PD definisce un centrodestra senza più centro. In questi anni Fratelli d'Italia ha rivendicato con forza il suo essere di destra proprio per riuscire a racimolare consensi, no, in opposizione a quelli che sono stati i governi di questa legislatura. È ora la forza, stando a quello che dicono i sondaggi, maggioritaria all'interno dello schieramento a noi avversario, quindi mi sembra evidente, considerato anche le posizioni di Salvini, anche lui non ha mai negato di fare riferimento, diciamo, alle posizioni sovraniste, tanto è vero che la Lega in Europa si posiziona con i movimenti appunto sovranisti, che si tratta di una coalizione di destra. Chi evoca questi spettri li evoca solo per mettere zizzania e per cercare di fuorviare l'elettorato da quello che sono i temi reali. In realtà è maturo invece dire che esiste un progetto politico di centrodestra e esiste un progetto politico di centrosinistra. Anche di là c'è una sinistra radicale, ma noi non diciamo che se vince la sinistra domani nazionalizzeranno le fabbriche, aboliranno la proprietà privata e non creeranno neanche i campi di concentramento come hanno fatto in Siberia i sovietici, voglio dire. Tra i commenti di queste ore sull'addio di Calenda c'è anche quello del senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, che su Facebook scrive: Calenda ha fatto un grande errore, ha stracciato l'accordo siglato appena pochi giorni fa nel nome della propria, dice Ferrazzi, incapacità di fare squadra dopo ore di manfrina non solo inutile ma dannosa. In politica, come nella vita, da soli non si va da nessuna parte. Ora il PD deve andare avanti senza perdere un secondo di più, a testa alta, per il bene del nostro paese. Queste le parole del senatore Andrea Ferrazzi. Sempre in tema di elezioni politiche c'è la corsa contro il tempo per la raccolta di firme da parte di Italexit, il movimento del dissenso guidato da Gianluigi Paragone, che arruola tra le sue fila anche i protagonisti delle manifestazioni No Pass al porto di Trieste. Vedo questa Europa più veramente come una gabbia che chiede sempre più sacrifici che noi non siamo più in grado di farli, perché dai lavoratori veramente non si può più chiedere sacrifici ancora. L'euroscetticismo in primis, lo dice il nome stesso, la difesa del Made in Italy, le posizioni contro il Green Pass e l'obbligatorietà dei vaccini contro il Covid sono alcune delle bandiere di Italexit nella corsa alle elezioni. Una corsa che vede il partito guidato da Gianluigi Paragone arruolare tra le sue fila anche i protagonisti delle manifestazioni No Pass al porto di Trieste, come Stefano Puzzer e Andrea Donaggio, tra i fondatori del comitato La Gente Come Noi. Corsa alle elezioni che è anche corsa contro il tempo per superare lo scoglio delle firme da raccogliere. Abbiamo iniziato settimana scorsa, poi con l'uscita di Alternativa abbiamo dovuto riniziare. Credo che sia una cosa storica prendere tante firme in agosto. Quest'anno addirittura 750 firme per collegio, mentre nella scorsa legislazione erano 375. Sembra quasi fatto apposta, no? Per lasciare fuori tutte le persone del dissenso. A mettere i bastoni tra le ruote la neonata e subito fallita alleanza con Alternativa, che ha sciolto l'intesa con Italexit accusando il movimento di imbarcare elementi neofascisti, avendo indicato tra i capolista l'esponente di estrema destra romana Carlotta Chiaraluce. Io credo sia veramente ora di finirla con queste etichette. Noi siamo stati tacciati da Novax, anche se sono un vaccinato, adesso per avere una mamma siamo stati tacciati da neofascisti, per cui credo bisogna veramente non scendere più in queste cose, ma pensare per il bene del paese. Resta la battaglia del dissenso, un dissenso in primis contro le decisioni degli ultimi governi, Draghi compreso. Il governo Draghi verrà ricordato come il governo che ha lasciato a casa milioni di italiani per un obbligo vaccinale che non stava in piedi. E seconda cosa, sta svendendo l'Italia, a nostro avviso. E secondo me l'unica cosa da fare a questo punto è tirarsi sulle maniche
ed andare a lavorare per il bene di questo paese e soprattutto reintegrare immediatamente i sanitari, perché se la sanità in questo momento è al collasso, è anche grazie a tutti i sanitari che sono rimasti a casa. La viabilità adesso è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio. La strada statale 51 di Alemagna, chiusa venerdì a causa della frana oltre Cortina d'Ampezzo tra le località di Fiames e Spasso Cimabanca in direzione di Dobbiaco. La squadra ANAS, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno lavorato ininterrottamente oltre 48 ore per le operazioni di rimozione di materiali di detriti dal piano viabile per monitorare anche il fronte della frana a causa delle intense precipitazioni atmosferiche nella zona. Il miglioramento delle condizioni meteo e il completamento delle attività hanno consentito la riapertura. Sono in fase di ultimazione alcuni interventi al piano viabile sul punto della frana, dove è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato. Il turismo che guarda ai prossimi mesi. È stata nominata la nuova presidente della Fondazione Marca, che si occupa della promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di Treviso e del suo territorio, ed è una nomina che viene dal mondo dell'extra alberghiero. Dopo 19 anni di guida della Fondazione, Gianni Garatti lascia il posto a Giulia Casagrande, imprenditrice nel settore della ricettività extra-alberghiera e già presidente della rete d'impresa Cycling in the Venice Garden. Rappresentante quindi di un metodo di turismo alternativo a quello di hotel e alberghi. Da 2019 in poi soprattutto è stato un leggero stop con il 2020. C'è stato un aumento di circa il 50% dei posti letto extra ricettivi, cioè bed and breakfast, appartamenti ad uso turistico, affittacamere, locazioni turistiche, campeggi, tutto quello che non è un albergo o classificabile come albergo. Quindi il fatto che in qualche maniera sia stata individuata nella mia persona la possibilità di parlare e di lavorare per il turismo è un'apertura straordinaria al fatto che il turismo è tutto quello che riguarda la ricettività e l'ospitalità. Non ha dubbi la nuova presidente, solo con una collaborazione armonica tra pubblico e privato tutto il comparto turistico può decollare, ma in questo momento tra le due anime del territorio ci sono delle tensioni. In questo momento c'è un po' di maretta che insomma in queste settimane di passaggio di consegne comincerò a studiare maggiormente, e credo che sia principalmente dato da poca comprensione di quali sono gli scopi reali dell'OGD e comunque dell'unione sul territorio sia dei comuni che degli enti privati. Appena insediata è già con lo sguardo al futuro per la realizzazione di un evento sul cicloturismo. Un evento dedicato al cicloturismo nella sua interezza, quindi dalla bicicletta alla salute, passando per i luoghi da visitare. A Cima Grappa adesso, dove si è rinnovato anche quest'anno, oggi il tradizionale pellegrinaggio per commemorare i caduti di tutte le guerre in occasione dell'anniversario dell'inaugurazione del sacello dedicato alla Madonna, avvenuto il 4 agosto del 1901 ad opera dell'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, poi divenuto Papa Pio X. Un appello alla pace, alla fraternità, alla cura reciproca e anche al rispetto, alla protezione del creato. È quello che è salito dal Sacrario Militare del Monte Grappa questa mattina durante la messa celebrata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Alcune delle parole dell'omelia: quanta generosa o rassegnata abnegazione in generazioni intere, ha detto il Vescovo, uccise in lotte insensate tra popoli, in nome di aspirazioni in fondo vane di potenza, o che si sono ribellate di fronte a poteri e regimi che hanno negato la dignità della persona umana, e quale e quanta responsabilità da parte di tutti coloro che hanno mandato a morire questi caduti. Allora vediamo alcune delle immagini suggestive della cerimonia e altre parole del Vescovo durante la celebrazione. Venire interrogati qui, in questo luogo, dalla parola di Dio, così, ci colpisce ancora di più, ci provoca ancora di più alla radice. La domanda è sostenuta infatti dalla richiesta apparentemente muta:
che si fa però forte come un grido che ci rivolgono le decine di migliaia di persone che qui sono sepolte e che noi oggi onoriamo. Adesso parliamo di manutenzioni delle scuole, efficientamento energetico e i lavori dunque nell'edilizia scolastica. In questi giorni il sopralluogo del presidente della provincia Marcona al San Sovino di Oderzo per l'inizio di questi lavori, lavori che poi coinvolgeranno anche l'Istituto Cerletti. Un intervento da 1,5 milioni che la provincia ha calato in questo polo scolastico, che si somma ad un altro intervento che stiamo facendo all'Istituto Cerletti da 858.000 euro, nella direzione di rendere più efficienti energeticamente gli edifici, più sicuri e conseguentemente più confortevoli sia per gli studenti che per i loro docenti. Presenti al sopralluogo anche il dirigente scolastico dell'istituto Michele Botteon, i tecnici provinciali, l'assessore comunale ai lavori pubblici e la sindaca di Oderzo Maria Scardellato. I lavori consisteranno nella sostituzione della maggior parte dei serramenti, l'isolamento della parte esterna dei davanzali, l'installazione di tende frangisole per evitare dispersione di calore. Il piano di intervento prevede anche l'adeguamento del sistema antincendio, programmando un nuovo impianto di rilevazione e di allarme. Sarà coinvolta anche la palestra interna alla scuola. I lavori consisteranno nel rifacimento della pavimentazione e il ripristino delle pannellature dei paramenti verticali. Tutte le lampade attualmente in uso saranno sostituite con luci a LED, alimentate da un impianto fotovoltaico. Insomma, un intervento capillare al fine non solo di diminuire sempre di più l'impatto ambientale dell'edificio, ma anche ridurre il più possibile i costi derivanti dal caro energia. Sappiamo che l'impegno è distribuito su tutto il territorio e quindi dobbiamo avere pazienza, ma la collaborazione c'è, l'impegno c'è e poi sappiamo, come è ben noto, che sia la provincia un po' come noi dobbiamo anche rifinanziare tutti i progetti, i finanziamenti ottenuti per il problema dell'aumento dei prezzi. Un aiuto importante che la provincia mette a disposizione grazie ai fondi del PNRR. Per Stefano Marcon una soddisfazione. Una soddisfazione che cominciamo a toccare con mano, sono quei soldi che abbiamo intercettato in merito ai fondi PNRR sui quali stiamo ancora comunque puntando, portando avanti indipendentemente dall'aumento dei costi delle materie prime. Il Treviso Comic Book Festival trova casa, vediamo dove. Il Treviso Comic Book Festival ha finalmente trovato una casa definitiva per la sua mostra mercato che torna quest'anno a grande richiesta. E che casa? Perché pensate, siamo qui nel Museo Nazionale Collezione Salce, e che museo perché è il secondo al mondo dopo quello di Parigi per la quantità di manifesti e affiche pubblicitari, quindi veramente un'eccellenza mondiale. Treviso diventa così sempre più capitale dell'illustrazione, anche grazie alla collaborazione tra due realtà che si complementano. La mostra del 2022, un anno di prova dopo lo stop della pandemia. È un anno sperimentale, ma siamo veramente orgogliosi di poter tornare a dare visibilità a tutti quegli editori e le autoproduzioni di fumetto che in Italia hanno sempre portato avanti una grande linfa, su quale il Treviso Comic Book Festival ha sempre creduto. Tanti gli ospiti nazionali e internazionali, l'illustratrice spagnola Cristina Daura, che di questa edizione ha realizzato il manifesto, il ritorno di Silver in città con un Lupo Alberto rinnovato, e ancora Sara Mazzetti, Agnese Innocenti, Masdera Dighes e altri ancora, molte le attività previste. Ci saranno tanti talk, laboratori e altre attività che coinvolgeranno i nostri ospiti, più tutti quelli che ancora dobbiamo annunciare. Un legame, quello tra i due enti, che si auspica sia destinato a durare nel tempo, nel segno della condivisione della stessa casa. Una sede ideale in un continuum che passa attraverso appunto gli anni, passa attraverso i decenni, e per noi è veramente un'alleanza meravigliosa questa nuova possibilità, che speriamo appunto duri anche per gli anni futuri. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.
Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un'attenuazione del caldo che sarà senza eccessi e anche una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio di lunedì 8 agosto. Sul Veneto prevarrà il sole, il cielo sarà poco nuvoloso. Tuttavia al pomeriggio non si escludono i consueti temporali in montagna, in locale sconfinamento anche alle pianure circostanti. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato con isolati acquazzoni sui rilievi, possibili poi fin verso le aree limitrofe. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime intorno ai 29 e 32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Il tempo sarà variabile, un po' più variabile qui, con più sole al mattino e a seguire con rovesci sparsi. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime intorno ai 31-32 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.